conoscono già il professor Peruzzi perché ha già partecipato alle iniziative degli anni precedenti. E volevo dire appunto che lo invitiamo non perché sia solo un professore universitario, ma anche bravo e simpatico, per cui non abbiamo proprio nessuna Eccola, va bene, scusate. È professore dell'Università di Padova, insegna storia della fisica e storia della scienza e della tecnica, e non solo, ma è il nostro consigliere scientifico in quanto delegato dal rettore stesso alla divulgazione della cultura scientifica. A questo punto io finalmente taccio, per cui vi educatamente, lascio la parola al nostro professore che ci porterà nella meccanica da Galileo a Newton fino alla fisica del XX secolo. Ci sono tre nozioni chiave negli sviluppi della fisica e poi dalla fisica negli sviluppi della scienza moderna, perché la fisica insieme all'astronomia è la scienza che aggancia subito, se si vuole inventa la rivoluzione scientifica, e ci sono scienze più giovani, la chimica viene dopo, la biologia dopo ancora. Perché? Non perché queste sono meno scienze della fisica o dell'astronomia, ma perché hanno a che fare con oggetti ben più complessi e con possibilità di riprodurre esperimenti simili molto più difficili. Addirittura in cosmologia noi di universi ne abbiamo uno solo, in biologia noi di vita ne conosciamo un solo tipo, che è quella basata sul carbonio, quindi è più complicato lavorare con sistemi complicati così. Però in tutto il discorso scientifico ci sono tre nozioni fondamentali: quella di tempo, di spazio e definizione di che cos'è un oggetto fisico, che fin dall'inizio, cioè fin dalla figura un po' emblematica di Galileo, vengono messi al centro del discorso. Cioè io ogni volta che cerco di fare una descrizione, una teoria e quindi una serie di previsioni sul mondo che mi circonda, parto da una definizione di spazio, tempo e oggetto, e da Galileo in poi mi distacco da quelle che sono le definizioni intuitive, immediate. Anche se quella che si chiama meccanica di Galileo e Newton ci sembra oggi molto più intuitiva di quanto non possa essere la relatività ristretta o generale o la meccanica quantistica, che sono altre molto più anti-intuitive, in realtà i passaggi iniziali che hanno portato all'individuazione del discorso scientifico sulla natura fisica del mondo hanno richiesto una serie di astrazioni, anche là dove oggi ci sembra che siano banali. E appunto Galileo, come sapete, è uno che dà una serie di contributi a vari aspetti delle prime definizioni importanti. La cinematica, che vuol dire come descrivo su base appunto di spazi, tempi, traiettorie i moti dei corpi, prescindendo da quali sono le cause che li determinano. Quindi devo definire che cos'è lo spazio e il tempo, devo definire quali sono gli oggetti che mi interessano, ed infatti Galileo, in una bellissima discorso che fa pagina, diciamo, del Saggiatore, il suo libro, diciamo, in qualche maniera riconosciuto come uno dei primi testi sulla definizione del metodo della scienza moderna, 1623, fa una distinzione tra che cos'è una qualità primaria e una qualità secondaria, tra quali sono le qualità oggettive che prescindono dalla presenza di chi le osserva e soggettive perché sono legate alle modalità con cui noi entriamo in contatto col mondo esterno. Allora, che cosa sono le qualità oggettive secondo Galileo? Quelle che definiscono un po' la forma, il numero, il moto, la collocazione nello spazio e nel tempo, il fatto che siano grandi o piccoli. Queste sono qualità oggettive. E poi ci sono delle qualità che li chiama appunto secondarie o soggettive, che sono i colori, i sapori, gli odori. E quindi queste in qualche modo riguardano non tanto una presenza esterna al soggetto, ma il modo in cui lavorano i nostri recettori quando entrano in contatto col mondo. Vedete, quindi c'è già in questa serie di definizioni capire come si fa a fare una descrizione geometrica del moto di un corpo, capire che cos'è un oggetto e quali sono le sue proprietà che non risiedono nel soggetto che le percepisce, ma fuori di lui. Ecco, già queste sono delle prime fondamentali astrazioni. Poi ho messo anche relatività, ma ne parlo tra un attimo, quando parlo del secondo personaggio di questa storia molto veloce, che è Isaac Newton. La nascita della scienza moderna ha una gestazione di circa un secolo e mezzo, che si colloca tra la metà del Cinquecento e la fine del Seicento. Ogni volta che si parla di momenti di svolta o grandi scoperte si cerca una data, un nome, una persona. Beh, quasi sempre
è una maniera così un po' convenzionale di fissare date. La gestazione di questo nuovo modo di rapportare l'uomo con la natura ha simbolicamente un inizio nel 1543 con la pubblicazione del De Revolutionibus di Copernico e una data di fine della gestazione, non della scienza, il 1687, che è la data di pubblicazione da parte di Newton dei Principia Mathematica. Da lì in poi comincia poi il cammino che si sviluppa nei secoli successivi. Ecco, tra Galileo e Newton appunto passa la discussione, la descrizione del mondo da una fase aurorale, la cinematica e basta, alla dinamica, alla ricerca delle cause del moto. E appunto i contributi che vengono dati da Newton sono legati ai fondamentali principi della dinamica. Uno fra questi è il principio di inerzia: un corpo non soggetto a forze o sta fermo o si muove di moto rettilineo uniforme. E questo principio, che appunto stamattina discutendo con i ragazzi, se uno sa che il secondo principio è enunciato come F uguale a m per A, la forza e l'accelerazione sono proporzionali tra di loro e la costante di proporzionalità si chiama massa. Sembrerebbe che il principio di inerzia stesse lì dentro, perché se l'accelerazione è nulla vuol dire che la velocità è costante, può essere zero o può essere un valore costante. Cioè, allora perché si parla del principio di inerzia? Perché in realtà il principio di inerzia contiene in sé tutte le caratterizzazioni geometriche dello spazio-tempo della meccanica classica, e quindi è importante metterlo fuori per primo, e all'interno di questa descrizione una unificazione della fisica della Terra e della fisica dei cieli, che aristottelicamente, quindi nella classicità, erano state considerate completamente distinte in essenza e in proprietà, e invece Galileo aveva congetturato che ci fosse un'unità essenziale tra quelli che sono i fenomeni e il loro comportamento sulla Terra e quello che invece vediamo in fenomeni anche a scala molto grande o molto lontani. La legge di gravitazione universale è proprio questo, è la prima legge che unifica pienamente questi fenomeni sulla scala della Terra e su quello che succede nei corpi celesti. E una prima serie di questioni che riguardano l'ottica e la luce, ma ora non entro naturalmente in tutti i dettagli, che non basterebbe certamente una serata come questa. Allora, nel terzo e ultimo libro appunto dei Principia, questo è il frontespizio della prima edizione dei Principia, e il titolo di questo libro si chiama Il sistema del mondo. Appunto Isaac Newton introduce questa legge di gravitazione universale che unifica appunto tutto ciò che avviene sulla Terra, perché un sasso cade, perché la Luna gira intorno alla Terra, perché il sistema Terra-Luna gira intorno al Sole e via dicendo. E la maniera con cui lui enuncia questa legge di gravitazione universale, che vuol dire a parole, se io ho due corpi di una certa massa, due corpi esercitano una forza l'uno sull'altro che è proporzionale alla massa, al prodotto delle due masse, e inversamente proporzionale alla distanza al quadrato, no, di questi corpi, penso. Bene, questa fondamentale legge, come le leggi della dinamica da cui deriva, erano fortemente ancorate su nozioni di spazio e tempo ben definite, che sono quelle della geometria euclidea, quella che studiamo tutti a scuola, ma anche su alcune caratteristiche abbastanza precise degli oggetti che ormai noi oggi consideriamo intuitive e che lo erano stati un po' meno appunto nell'antichità. Sono il frutto di una specie di astrazione del moderno discorso scientifico sulla natura. Ve ne ho messi alcune di queste proprietà. Una di queste è che noi viviamo in un mondo che riusciamo a dividere in tanti oggetti. Dividere l'ambiente in cui viviamo in oggetti non è qualche cosa di innato, lo impariamo nelle prime fasi di età, capiamo che questo non è tutt'uno, ma qui c'è qualche cosa che se io lo tocco lo posso estrarre dal tutto, quindi c'è una possibilità di estrarre oggetti, di distinguerli gli uni dagli altri anche se sembrano totalmente uguali, come questi due microfoni. Quindi io posso etichettarli, questo è il microfono 1 e questo è il microfono 2, e posso discernerli. E poi sono genidentici, questo è un nome che viene da Reichenbach, un filosofo della scienza del Novecento. Comunque sono uguali a se stessi nel tempo, e li riconosco uguali a se stessi nel tempo.
L'esempio più semplice che si può fare è che se io faccio un esperimento con un bambino che ha ancora un paio d'anni, queste sono nozioni di psicologia dell'età evolutiva alla Piaget che hanno studiato queste cose, gli faccio vedere una cosa che non è certo questa particolarmente accattivante, ma qualcosa che gli piace. Se io la tengo davanti agli occhi va tutto bene, se gliela nascondo dietro a un qualche cosa, lui inizialmente non la va a cercare. Per lui esiste ciò che vede, non ciò che non vede. Col tempo impara però che ciò che vede, anche quando non lo vede più perché sta dietro a uno schermo, esiste ancora. Ecco, questa permanenza degli oggetti e la ridentificabilità nel tempo degli oggetti è una caratteristica dell'oggetto fisico classico, è una caratteristica degli oggetti in cui viviamo, è una delle caratteristiche, se volete, che sono state fotografate, sono stato un vantaggio evolutivo per le specie che sono riuscite a catturarle. Quindi dividere il mondo in oggetti e dargli certe caratterizzazioni è un vantaggio che ci ha permesso di conoscere di più, ma anche all'inizio solo di sopravvivere. In questo senso, appunto, quando si va verso scale di grandezza che sono molto lontane da quella nostra, persone che hanno una dimensione del metro, che hanno delle velocità relativamente piccole rispetto alla velocità della luce, ecco, in queste scale di grandezza questi tipi di caratterizzazioni delle nozioni di oggetto, spazio e tempo sono messi in discussione. E come vedremo tra un attimo, appunto, la relatività ristretta e generale va in una nuova interpretazione delle caratterizzazioni dello spazio e del tempo, e la meccanica quantistica va nella direzione di una nuova descrizione o rappresentazione delle proprietà degli oggetti, che diventano oggetti molto strani per noi che siamo personaggi appunto di questa scala. All'interno di questa caratterizzazione di spazio, tempo e oggetto fisico gioca un ruolo importante quella che va sotto il nome di relatività galileiana. Uno si può porre il problema, ed era un problema che si era già posto in parte Galileo, ma poi appunto Newton dà una forma matura. Se io faccio una serie di esperimenti su un sistema di riferimento, una nave ferma in porto, e poi la nave la metto in movimento velocissimamente quanto voglio, purché gli esperimenti non li faccia sopra coperta, ma sotto coperta, se no c'è il vento che mi dà fastidio. Che cosa succede alla descrizione, ai moti che io avevo osservato? Gocce d'acqua che vanno dentro la bocca di un fiasco, il fumo che sale, la palla lanciata a un amico verso poppa o verso prua. Cambia qualcosa? Purché la velocità sia costante, dice Galileo, non cambia nulla. Le leggi della meccanica, chi le troverà, dice Galileo, le trova poi Newton, sono invarianti in forma, rimangono le stesse nel passaggio da un sistema di riferimento a un altro, purché questo sistema si muova uno rispetto all'altro di velocità costante. È la caratterizzazione di quelli che si chiamano sistemi inerziali, e nella classe di infiniti sistemi inerziali, uno in moto rispetto all'altro con velocità costante, le leggi della fisica classica rimangono invarianti in forma. Ecco, questo è un principio importante. Perché vi dico cosiddetta relatività galileiana? Ci avevo messo un punto interrogativo, perché in realtà Galileo non pensava a questo. Quando parlava della nave, secondo lui la nave che cosa faceva quando completava il suo giro? Tutta la circonferenza della Terra. Quindi secondo lui in realtà il moto inerziale è un moto circolare, ma noi sappiamo che un moto circolare non è un moto inerziale, è un moto accelerato. Però tratto per tratto la circonferenza può essere approssimata da una retta, e quello che gli interessava a Galileo in realtà non era dimostrare il principio di relatività per la meccanica di Newton che non conosceva, ma dimostrare che io, stando a cavallo della Terra, non mi posso rendere conto se la Terra si muove o no. Come volevano gli anticopernicani, che dicevano ma se la Terra si muovesse io me ne accorgerei. Se facessi cascare un oggetto dall'alto, siccome la Terra sotto si muove, lo vedrei schizzare a tutte le parti. Galileo dice no, perché la Terra e l'oggetto che cade condividono lo stesso moto, e quindi tratto tratto quello che succede è che non me ne posso accorgere. Non è una prova, ma è una controdeduzione rispetto a uno dei paradossi dei newtoniani.